Saluti a totus, saluti a totus. E bentornaus a questa edizione nuova del Premio Ozieri. Per me è questa seconda volta, e quando c'è una seconda volta, oggi noi che la prima è Pragia. E per questo sono orgogliosa e pregiata a me da essere noi ancora in Ozieri, per questo premio importante. Grazie a tutti. Ollonerai grazie a sta gente che è in noi in su teatro Oriana Fallaci de Ozieri, ma pure a sta gente che è collegata in internet e castieni di tutto il mondo. Un saluto a questo volo. Però una cosa importante è che dopo aiutai a questa pagina web in Facebook e nei miei social del suo premio a crescere. Per questo dopo condividi e chi si onai di questo premio, poi è un aiuto umano per tenere via sa lingua sarda. Questa è la missione e l'obiettivo di questo premio. Ma Zeu in noi pure può presentare a sta gente importante che c'è in noi e lo salutai su presidente dessa giuria del suo premio Ozieri Dino Manca. Serioso in su palco Gianfranco Garrucciu con la leggidora Lina Sias, Giuseppe Angelo Pulica, Luca Meledina e sos del su Poetry Slam Sergio Carau, Valentina Locca e Michele Azzori. E poi bintraus in su premio e presentaus su primo premio della sezione Poesia Sarda Antoni Sanna. Aiami terreni boni de Gianfranco Garrucciu, ligidi Lina Sias. Leggi di sta motivazione Riccardo Mura de sta giuria. Non si vede. Aiami terreni boni di Laura, chi noi abbiamo lavorato a tempo soio, e vigni di scalzà, chi pa frigolitai no ani stuzappa, illusobri dà di la pratta, e si mensi sciuarati aiami, canto di meddusa gatta, e bracci boni di pudestirri lo grani a toglio, pappuni a trico, che evvi umidi di zainaglia. Ma va, c'è un soli cabbaglia, e al tu nuda novico, sino che al basicca cresci, e oldini magnati dalla ramina. Tempi mali, che in anima, cambaran invano, l'ultimi vochi di debbi, paturrà proa comincià. Aiami terreni buoni di Laura, che noi abbiamo lavorato a tempo soio, ed erano chi ambarendi, che noi gli dessimi sostanzia, esperienza, l'usapè e lo conoscimento, per fa buttagli e minoi o viorinuali, e pienalo poi tu soio, che sarebbe stato lo nostro comprimento. Ma non siamo stati buoni a seminacqua amori che si sulchi, e fa che non fossimo intumbiti e confusi in me di pelchi. E poi, palduti e vinti, li tennari puddoni di d'ogni pianta, e dalli lali pa poder bulà, pa essere gali, creatori di chistu mondo. Chi l'uomo zaganta si tene a galla, ma non ci cola a fondo. Ligi di sta motivazione del suo premio Riccardo Mura de sta giuria.
Aiemi terreni buoni è una poesia di impegno civili, un di lo poeta Coa, l'usò a rinecu e disisperu, in 30 chevi umidi d'una terra che un tempo era buona a laurà, qualche vera sostanza, esperienza, l'usapello, conoscimento, d'uomini e femmini, che con amori siminani, che si sulchi di idealità e buona volontà. Come un giuaglio spelto, Gianfranco Garrucciu scalza e assenta li 39 ordini liberi di questa poesia, li siminiglia di parole gadduresi ben sciuarati e a poco ne può capisci l'immagini d'un mondo arreso, siccato dalla valta di una società civile. Ma è l'uvundo di questo pessimismo che è una pace, bridani parole come gieminoi e fiori nuali o li tennari puddoni di d'ugna pianta. E questi parauli, come la speranza, lampani una mano all'uomo, perché si ne pesia dall'uvundo e torria a equidato di la sua terra. Complimenti Gianfranco. Grazie. E noi seriamo su presidente di Non Manca e noi, buon saluto. Allora, buonasera a tutti. Qualche giorno fa, mentre finita la lezione, guadagnavo l'uscita del campus universitario di Vienna, invitato dal Dipartimento di Romanistica a parlare di lingue e letterature in Sardegna, mi è tornata in mente una frase scritta molti anni fa con penna rossa sulla bacheca del Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari. La frase così recitava: tra il dire e il fare c'è la presenza. L'ho sempre trovata molto bella per il suo sottotesto e per la stratificazione di senso che a suo modo distilla e nel contempo genera verità importanti. Tra la parola e l'azione c'è prima di tutto l'esserci. E l'essenza dell'esserci consiste nell'esistenza stessa, cioè nella partecipazione dell'ente alle cose del mondo, declinata in tutte le sue forme. Il valore di un'esistenza non è data a priori, ma risiede nei suoi atti, nelle azioni, nella realizzazione di un progetto di vita che non può prescindere, però, appunto, da un esserci, da una presenza, da una partecipazione attiva. Quel valore è l'unico in grado di sconfiggere la finitudine, la nullità della morte. Perciò la trascende, la supera grazie alla forza delle azioni memorabili che ti collocano in un tempo senza tempo, su un piano di eternità, nel racconto di chi resterà. Quando una studentessa di Vienna mi ha domandato quale importanza ancora avesse la letteratura orale e scritta per i sardi, ho pensato e ho raccontato anche del Premio Ozieri. Ho pensato all'esserci dei suoi protagonisti, a partire dai poeti, a cosa sarebbe stato se non ci fossero stati i poeti. Ho pensato a quanto hanno saputo fare con le loro azioni e con la loro presenza i maestri, i nostri maestri, che ci hanno preceduto. Antonio Sanna,
Tonino Ledda, Angelo Dettori, Nicola Tanda, Paolo Pillonga. Il premio Ozieri ha rappresentato per decenni una delle più importanti palestre compositive e scuole letterarie della Sardegna, un punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale della nostra isola e una realtà oramai consolidata nella promozione e valorizzazione della lingua e delle lingue della Sardegna. Eppure, c'è stato e c'è ancora chi, con stucchevole rozzezza, per cecità o mero narcisismo censorio, non è accolto e non ne coglie la sua costante presenza, il suo esserci, la sua importanza storica come istituzione, oltre alle persone che la rappresentano. Ho spiegato alle studentesse e agli studenti austriaci, che a loro volta devono fare i conti col mondo tedesco, che la legittimazione di una società multiculturale passa attraverso la valorizzazione della cultura della differenza e acquista un senso nel riconoscimento della propria appartenenza etnica. Se non si riconosce se stessi come parte di una pluralità, non si può parlare di cultura della diversità e quindi di mondo multietnico e multiculturale. Questa è l'Europa dei popoli e delle diversità che noi vogliamo, partendo dalla Sardegna. E il termine popolo, ethnos, designa una collettività distinta da altre che ha sperimentato per molte generazioni una comunanza di territorio, di lingue, di linguaggi, di forme comunicative, di storia e di memoria, in una parola, di cultura. E tramite l'arte e la letteratura ogni comunità, ogni popolo effettua la transizione modellizzante e simbolica dal piano della natura a quello della cultura. E ogni cultura tende a sua volta a pensare e a descrivere se stessa in un dato modo. Per liquidare i popoli, diceva lo scrittore ceco Milan Jubl, si comincia col privarli della memoria, si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia, e qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, inventa per loro un'altra storia. Dopodiché il popolo comincia lentamente a dimenticare quello che è e quello che è stato, e intorno il mondo lo dimentica ancora più in fretta. Come sardi viviamo una identità scissa, dimidiata. C'è una soggettività identità desiderata, anelata e mai raggiunta, quella italiana. E c'è una soggettività identità bloccata da una sorta di complesso di inferiorità che sfocia in una autocoscienza depressiva, la società sarda delle origini. L'originalità e la forza dei nostri poeti e dei nostri scrittori stanno proprio nell'appassionato e appassionata magistrale rappresentazione dell'isola e soprattutto nella proiezione simbolica di quell'universale concreto. Questa sorta di sublimazione dell'inconscio collettivo attraverso il letterario ci ha aiutato tutti a liberare il rimosso, ci ha aiutato a ritrovare noi stessi. Questa è la straordinaria importanza della poesia. Tramite la trasfigurazione poetica, la Sardegna è infatti ritornata a essere centro, entrando così a far parte in quello che Nicola Tanda definiva l'immaginario europeo, la Sardegna come spazio dell'esistenza assoluta. Grazie a Smedas Presidenti, moi sigheusu, con sa premiazione sempre, posa sezione Poesia Sarda, Antoni Sanna, teneuso sul secondo premio, che anda a Becciu, de Giuseppe Angelo Pulica. Ligidi,
Un personaggio importante per la cultura sarda e chi dopo è pure un amico. L'IGD Michele Azzori del Suppoet Islam. Tremmi, cambiasa canali. Ti mendichi manchi in ti luci, canzonisi. Poitta se torrau, figlio mio, narasa. Deves andare a ci portare sfrorisi. Calisi, babbu. Noi sfrorisi, candebaso li annai. Mudasa fueddusu. Mingollinti, froris, pampigeddasa. Babbu, mi bisi, seo in noi. Fillu, deves gettai acqua e sfrorisi prima che s'oscuressiri. In su vedriagiu mio, Isus non nascinti. Seo torrau potei, imprassami in moi, si no esti già idradu. Ligi di sa motivazione del suo premio Riccardo Mura de sa giuria e piga da suo premio Giuseppe Angelo Pulica. La vecchiaia, la solitudine, la difficoltà di comunicazione, di comunione tra un figlio e un padre, il bisogno di frenare lo sfacelo anche solo per un istante, di stabilire un contatto, tentare un abbraccio, seppur tardivo, tutto questo è tratteggiato con maestria in questo quadro dal sapore teatrale o cinematografico. I versi sono per lo più brevi, a volte di una sola parola, come un balbettio, un tremolio, un silenzio scalfito da poche battute e solo l'ombra di pochi gesti. I sentimenti sono affidati a parole evocative che si richiamano tra loro come luci, frorisi, candebas, pampigeddasa, acqua, oscuressiri. È come se l'anziano volesse comunicare in modo profondo attraverso metafore pudiche e malferme, o come se il figlio cercasse di andare oltre gli inciampi di quelle parole incerte pur di raggiungere finalmente il padre in un abbraccio. Sigheusu, con suo terzo premio, sezione Poesia Sarda Antonisanna, A Samada Mia, de Luca Meledina, Ligi di Sergio Carau, de suo Poetry Slam. Ma si bastera ad una poesia pro arrondare il luge su sentido, che sera di sagiolo, che nido, cabboni e su risa sadrascia, chi ti carigne di sa tiridia, chi sighi de sa mano su camino, i sa carosa ghilca de susino su cantaru de vida, eterna via. Chi assolò lughi associadas que de amajosos raidos desizos, de quizzos, pizzos, cávanos e laras. Chi scosa de sas bestes sos orizzos, chi laccane sus sense sas miradas, e chi in de ore de luges sas caras. Vidia esse bon all'imprentare.
Ligidissa motivazioni del suo premio, Cristiano Beccio de sa giuria. Si dia poter espressare amore con un sonetto. A Luca Benedina le beni da luego s'adduda e l'espressa di su verso de cominzu e in cussu che li fa che degoa, ma si battera ad una poesia, bidia esse buono all'imprentare. In ogni gamba, sellata come te si toccata, su sentito bundata e accoluma sa poesia, che non la fa che mai rare, che sa parola potete essere e l'uesse, luce che in de orata, nido in un ninnare, risu che abboni a sa temporada, sono de cantaro de vita, calore de ojadas, desizu chiberu de garre, medio prontrare s'anima, sensu e intento de sa vita. Dunque, a ritornare su chi è a Luca, in 20 verso si può descrivere e imprentare sa meraviglia de s'amore. E Sigheuso. I moi zerriaus in su palcu, su presidente dell'associazione Premiozieri della letteratura sarda, Vittorio Ledda. E zerriaus pure Giovanni Carroni. Prego, su presidente. Evidentemente questo microfono è per persone alte. Benedettos poetas autieri, questa è la frase che campeggiava nelle vecchie strutture che ci ospitavano tanti anni fa. Ricordi d'infanzia. Conservare, innovare, perseverare. Abbiamo pensato a questo. Dobbiamo conservare le nostre tradizioni. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi. Dobbiamo pensare a dare ai giovani la possibilità di conoscerci. E quindi abbiamo progettato qualcosa di diverso quest'anno. Abbiamo creato una 3 giorni. Una 3 giorni che è iniziata venerdì con Poetry Slam, che proseguì da ieri con una stupenda proiezione di un film sulla lingua sarda, dedicato in buona misura a tutti i sardi, alla Sardegna, alla cultura orale scritta soprattutto e al professor Nicola Tanda. E infine siamo qua, noi, oggi. E siamo qui con alcuni cambiamenti. Chi conosceva il premio si sarà reso conto di una radicale rivoluzione, qua, da dove vi parlo. Perché abbiamo pensato che ciò che è alle mie spalle è basilare. E l'abbiamo pensato grazie al contributo delle migliaia di persone che ci hanno seguito su internet lo scorso anno. Ci hanno chiesto da tutto il mondo, badate, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dalla Germania, da Nughedo, da Tula, da Ozieri, perché non ci fate capire tutto? Perché io sono il primo che non comprende alcune parlate della Sardegna. E allora ci siamo consultati, noi soci del sodalizio, ci siamo consultati coi giurati e quindi abbiamo deciso che ciò che è alle nostre spalle, forse è la più grande innovazione. Ci siamo aperti a noi stessi, alle nostre cittadine lontane e vicine, ci siamo aperti al mondo e speriamo che questa innovazione venga accolta da tutti gli altri premi, perché se chi ci sente non ci capisce non può comprendere la cultura sarda. E quindi un grazie di cuore ai poeti, alle poetesse innanzitutto, un grazie di cuore a tutti coloro che ci sostengono, un grazie di cuore alla giuria, ai loro componenti che col passare degli anni stanno cambiando per logici limiti di età. Un grazie di cuore all'amministrazione comunale con la quale
abbiamo instaurato un rapporto stupendo nella persona del suo sindaco e dell'assessore alla cultura che purtroppo non è presente per motivi di salute. Abbiamo stabilito un rapporto che spero nel tempo possa proseguire per finalmente riuscire a farci aprire la Casa del Premio. I soci del premio, in particolare la dottoressa Me e la dottoressa Rotondale, ci hanno dato una mano fondamentale per fare dei passi avanti. E un grazie naturalmente alle istituzioni che ci hanno sostenuto, ai soci del sodalizio. In particolare l'idea del questionario di Antonio Canalis e Marco Fenudi è stata vincente. Vorrei qua ringraziare tutti i soci del sodalizio, in particolare anche Pierluigi Sava, che è stato una persona stupenda, fa tantissimo, voi non avete idea di quanto riesca a fare da solo. I soci dell'Associazione Saena e infine gli sponsor, oltre alle istituzioni tutte. Concludo chiedendo una cosa: gli sponsor, qualora fossero presenti dei loro rappresentanti, nel momento in cui venisse consegnato il premio dovrebbero salire per consegnarlo. Vi chiedo un grande applauso per le poetesse e i poeti sardi. Grazie Vittorio. I moi ligeusus a motivazioni po su trofeo provincia di Sassari e dall'Igidi di non manca de sa giuria. Giovanni Carroni, attore, scrittore e regista nuorese, ha avuto una formazione multiforme con basi solide. Ha studiato recitazione, mimo, canto, teatro danza in Francia e in Spagna. Nel 1988 ha fondato a Nuoro la compagnia Bocche Teatro, della quale è direttore artistico e regista. È oggi un attore di teatro, di cinema, di televisione, di capacità provata e un affermato conduttore radiofonico. Ha lavorato con importanti registi ed è stato protagonista in numerose opere teatrali e cinematografiche, interpretando i testi dei più grandi autori della letteratura e dell'arte. Ha recitato in francese, in spagnolo, in catalano, in italiano, in sardo, nelle varietà del logudorese e del campidanese. E se c'è un tratto che più di tutti lo contraddistingue è il suo eclettismo, la sua versatilità, la sua istrionica capacità di contaminarsi, di misurarsi con più codici, la sua predisposizione ad aprirsi al mondo senza mai rinunciare alla propria identità, alle sue radici, alle sue lingue, senza mai recidere il cordone ombelicale che lo lega oramai indissolubilmente alla madre terra. E moi seriaus in su valcu Giovanni Carroni. Abbiamo però un brano di Mialino e Grappino di Michelangelo Pira, dai romanzo Sinnos, che è intitolato Armanos, e lo voglio dedicare non solo a Zaio e a Zaio Romeos, a mamma e a babbo, che hanno travalato tutta la vita che sono armanos, ma tutti sono armamas e a Sorzaio de Sardina, che questa terra l'hanno travallata davvero, soffrinde vinasa e sudorani che sono armanos. De cursu tempus, chi noisco canto sia durato, su che momento di pruse su movimento, che è una paso de sarmanos. Parola armindamento, sì, ma si pro miracolo, di deve stornare a questo tempo spesso che i sarmanos, di non essere scappati da fa che era si scuro su chi va chiana. E se non me ne do oie a quest'epoca iscusto, su tempo de sarmanos, che isra fa chiana e isra fa idaiana. A suo mezzo pianista de oie, so spoddi che se sarmanos, non ubbidini che s'amattesi l'estresa. Tanto pensaiamo che sarmanos, non ini comandata ardai sa mente, ma comanda ian issa sa mente. E donzi cosa
pariat indesiso de essere stoccata da issas e trasformatas. In manordeinas, medicamentosas, cuenteras, tristas, alligras. Sos canes non la linghiana, che a chi s'armanos los carignaiamos. Sos puzones si pasaiana, che a chi s'armanos li daiamus a mandicare. Fruttoras e frore la scramaiana. Cussi esti stato su tempo de s'armanos. Sos tempos de prima sono stati sos tempos de sospeder, de socru, de soricra, de s'arrasto, che aimus sempre andande, sempre spompiande, sempre nuscande, sempre ascoltande. Ma con su tempo, s'armanos, in diventate spros importantes. Su pro de su tempo lo passaiamus seitos o mirande, sa sapiesa de s'armanos. I testi stata sa meraviglia, sa prima via, che amus sanato anche a seccatar de animales, prendendolos che in un brocco. Quando toccaias una cosa via, paria che intendias tutto su chi giochiat in intro. Come vinamente a hermanos de sorduttores, pare natar de linna. Tanto quando una persona deve andare a scariche cosa a un'altra e non l'inchenia sa sparagola, li tocca a sa mano e dai commenti bi la stringhia satero comprendiata. Come sta una cosa che comprende ne biasos amoratos. O che ha tapito esperienza de sa mani strinta di un parente in agonia, che non ha prusa paragola. Ma so che gli resta denaro e si chita lunare schis hermanos. Però debile schisiana. Su dolore sa carena e su dolore sa mente per lasciare su mondo. Sa hermanos son sas primas e sas ultimas paraulas. Grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie. Ecco la foto di Rito. Grazie. Passo da questa parte. Grazie a Giovanni Carroni, sì che uso con su premio. In moi tocca da sa sezione prosa, Angelo Dettori. Bollo serriai in su palco, Gonare Carta Brocca, Alessandro Garau e per Giuseppe Branca. Ahí ci avettanta. Ci sei, sì? Sì. Su primo premio anda a Mariposas e Archibusadas, Ligidi, Valentina Locche, de su Poetry Slam. Bene, frate, bene. In antis chi s'abida a cresura in parzindela, in carrera de bonus e de malos. Bene, frate, zezzi sa mesa mia, cappani amistade parzimus, cussa amistade che a surfizzor desomine mai ha ponegado. Bene, per chi sia solo prosarvare, s'ultima mariposa e custu logo, manos contipizzosas, e setan sarrosas. Pavlo aveva dato un'ultima mirada a sorversos appena compostos, aia tuttau su computer e cunzado su quaderno e su cale aiati scritto appunto de cussu componimento. Mesanotte che ficolada da no bello pago, zomine vitintrado, che ne muzzo ne sono, a s'apposento de sorfizzos,
Aia dato un basito leviu a Boris e Iana, chi dormì anche angeleddos, e si che vi corcado il suo letto lenu, affranzandisi diligo a galina, zamuzzere mesu dormida. Commenta me das atteras, cussa notte, Pavlo, non vi resistia che tenne su sonno. Pensamento de accoro li colaian in conca che bolor de corvos, a bolottaneli su pettus. Su poeta, commente naraian sus companzos, non poi a peda surmicca, vi tu nomine bono. Issu vi naschido in Mariupol, e nie biviata, in una domedda noa, non manna, ma codoma e affranzosa, mantesa che isprigu, sia de galina che de su maridu. Pavlo travallaia a manizzare una gru il supporto de sa bidda sua. Sa muzzera gli assimpreu sa bottega de vestires, e si puru non fir riccos, vivian dizzosos e in paghe. Paghe, paghe, paghe! Ligidissa motivazioni, Cristiano Becciu. Quando sa malesa de Cainu corfa d'un umine, non va più fradese o bellezza. Sa vindita le assugoro e li pone famene de sambene pro innettare su dolore velenoso chi ludene prigionieri. Sa guerra mundada che le si sia allugada a sa vita e l'interrata. Su viaggio de Pavlo, su protagonista del suo conto de carta brocca, andata da inferru a inferru, da tortesa soffrita a neghe, una tragedia che giuga sa cara de questa greca sa de Sant'Igoriu e sa forza de s'attualità. Su conto este un clariscuru, mescamente si incominzu sa curziata sa poesia, con un contivizzo e una delighezza levioso che contrasta con su centro unieddu come un iscuricore che non si può barricare. Si struttura è classica e diretta, ma si stesia da suo sconto de voghile e da sue sparistorias. Sa mirata sì che su personaggio e sa sua contessita e suo sentito suoso, ma nudda, proprio nudda lo può salvare. Seriauso a gonare carta brocca. E Sigheusu con sa sezione prosa Angelo Dettori, su secondo premio andata a Santigu de Alessandro Garau, Ligidi Michele Azzori de su Poetry Slam. Moira, vuoi rispondere a suo telefono, a rogo de scimpra che non si esattero. Iazzi arriau Angelo, meso imbriaco. Oggi tu devi imparare Deo mancai a bussinatas. Fiato un uomo de gudu che va in tibino malo. Quando buffata, via sempre nervoso e volottao. Si è piegata con sapopidda ed arroppata. Supeu su via da chi buffata ad ogni addì. E su chi buffata via sempre troppo. E poeta non ti dipesa di questo divano e non rispondi tu, brutto mandroni, di ha fatto issa. Angelo, tutto in ciario, si ne via pesato. A posti si arrangiato sui sconti, di annarau. Andando stonto una e murrungia, a costa del suo tavoline, ando i due niente sul telefono. Un frigau sia sta, e crepau puro. Iassi che io vado a bucacciare in Moira, andando in India a soposento de Susu. Fianta sempre gettendi e non andante di accordio buonuda. Noi ci abuittavi ancora imparare a isso. Non di stimata bruso, ma non di darare a suo coro de dullassai,
e vivia sempre impensamentata e timmarosa. Pronto, gli ha risposto Angelo, con voce pagu firma, e fenditi ancora in gestus, in su mentre che a issa via presenti si scalasa. Zio Luciano, di anarà a travarte e sarricidore una voce connota. Ti devo questionare di un tre balletto che a bolli che mi vezzasa. Se avete intendito a pala stessa razza e su comune. 5 minuti se si ingunisi, gli ha risposto Angelo. Si via concordau legus e ci via bessiu, sacchenda forti su portoni e venidrei midottus a domo. Dess'apposento dei pizzusu, gli intendo a moira, a voce arta. Isquartarau, tagattinti! Ligi di sa motivazioni Gian Bernardo Piroddi, dessa giuria. S'antigu conta de su poderio de sa natura, ma non si chende s'andala connotta. Sa natura si defensa da sa sola, e in su matessi tempus esbia e giuighe de s'alfainas umanas. Ampara sos innocentes e los aggiudat a ammentare, ma condenna sos malos a isparessere, e gasi innetta da su mundu de sal brutturas. Sa mirada originale è sustennida da un'istruttura noa, che annota da sar maneras de contare de oe, intrizzendes, acontessidas e giochende cun tempos e personaggios. Sa limba er prana e attua da mescamente a sandanta desistoria, sena si perdere in una chirca linguistica imbargosa o infadosa. E su terzu premiu de sa sezione prosa Angelo Dettori andada a In Pilos Tuos de Pier Giuseppe Branca. Ligidi Sergio Carau. Gai, cussa truma de angelos infalditta, chi da terra calaizzo imbattia da ses prammos, s'intorriaia da su dolo de Giaia Amelia e, comenti in una tittido assimbesse, intonaia angosos de bantido a donzuna de sa sermosura stuasa, intrinendeti gozos, cum faeddos e rimas dignos de su mezzus poeta. A mie, e no a mie bia, totus cussos faeddos, alados, de cantidos e paristorias, sui ghian in coro un ammiru sebero pro una dessas hermosuras tuas, chi, forsi, sende tanto pizzinnu minore, pius dessas atteras mi daia ammagios e ispantos. S'hermosura de sospilos. Gai lugidos e lampizzantes, chi a ojos anzenos podia andare sa trampa de un'astula pasida. Longos che horas de péspero austano, allorigados che spumas de ondas marinas, s'intinni soro paria desafio beffulano a s'incedere a nosigu de su tempus. Ma pius che donze attera cosa, sospilos tuos fin lebios, que iscampulos indeorados de tallaranos incoa a lampizos de sole, que oros de nueddas contra lughe in alas de frinas, gai lebios qui bastaia unu surido e laras et indespanescere zuffos dae ojos. E in cussa mattessi farfaruzza de tempus, torraias pizzinnedda, duos carbuncos de muccusicco in nastulas, sa strizzas muzzas, presas a salestra, unu brincu e che fi già scarrela, si mulzuga in bucca, a giocare a paradiso.
Ligi di sa motivazioni del suo premio. Gian Bernardo Pirotti, dessa giuria. Su conto in pilos tuos de Pier Giuseppe Branca si distingue dentro e cussos inviados del sos autore del suo premio che esse a che il fido iscriere in una maniera originale, pagufittiana, impreande sa seconda persona singolare, fino ad incominzu, sa millis allegas supra sa rebellia tua, intraiana sempre in calesia cumbidu o a picconiu festaiolo. Questo impreo della seconda persona non s'agatta da si spissu in sos contos, o franco si leamus in consideru, cudos chi giugano a litteras inviadas dai su protagonista a sos atteros personasos. Ma l'agattamus massimamente in poesia, in ue su poeta faedde da de frequenta un omine, una femina, o a calesia cosa chi bivede in versos e rimas. Branca sende puru fra il larzu de versos, o chi in sabidoria misciada s'arte de su poeta con sai su contatore, facendo entrare su legidore in un'istoria fatta da emozioni corales, fungudas, cuadas in siscurigore e sugoro e in giaridar da esa scrittura. Tanto saoche che conta da faeda da diretto a sa protagonista, una femmina galana, vestita de misterio, de una bellezza arcana accanto su numene sou, che non è pronunziato mai in su conto. Questo è fraugato tutto a sopra di un'immagine ammagiadora, che giuga forza a sa matessi maniera de sa protagonista. Sospilos de una baiana, sinnu de sa rebellia che infinitia si va che simbolo de sa rebellia de una generazione. Si sebbero fine del sono e paraulas in lingua sarda e fino a sa traduzione italiana che l'autore ha proposto, dignamente ammostrana in quale maniera sull'imbaso de sa poesia può entrare in sa prosa. E noi serriamo in su palco a su sindaco dessa città di Deozieri, Marco Peralta. E serriamo pure a Diego Corraine, a ci si prepara da. Grazie Claudia. Vi porto i saluti dell'amministrazione, i miei personali, un saluto e un doveroso ringraziamento a questa magnifica associazione. Ringrazio Vittorio il Presidente, Antonio Canales, Marco Fenudi, Pierluigi Sava, perché non dovete voi ringraziare noi come amministrazione, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare voi, perché state tenendo viva una fiamma importante di Ozieri e della nostra cultura sarda, di tutta la cultura sarda. E a me piace ricordare che noi siamo figli del Mediterraneo, siamo un popolo del Mediterraneo. I greci, i romani costruivano teatri e in questi teatri si svolgevano tante attività, tragedie, commedie, poesie. Perché? Perché un popolo si ritrovava attorno alla propria cultura, alla propria identità. E noi in Sardegna conserviamo ancora interamente queste identità che sono anche variegate. Abbiamo tante lingue che ci contraddistinguono, abbiamo un patrimonio variegato che dobbiamo assolutamente salvaguardare. E quindi complimenti anche alla giuria che ha lavorato bene e che sta premiando poeti e poetesse veramente degni di questo premio. State dando lustro alla nostra Sardegna, alla nostra Ozieri, e state veramente facendo tanto per la nostra cultura e per la nostra identità. Abbiamo radici forti, abbiamo radici che non si riescono a tagliare e noi in queste radici ci ritroviamo sempre. Spesso noi sardi ci ritroviamo più coesi, più forti anche quando siamo al di fuori. Andiamo orgogliosi della nostra cultura e delle nostre tradizioni.
e quindi voglio nuovamente ringraziarvi a nome dell'amministrazione, a nome mio personale, perché voi continuate orgogliosamente a far sventolare questa bandiera della cultura. Vi auguro di farla sventolare ancora, pertanto, per il futuro. Grazie. E Seriausu Vuru. Un grazie anche alla conduttrice Claudia Aro, amica di Uzzieri, sì. Brava e bella conduttrice, ottima scelta. Serioso in suvalgo pure sta deputata Barbara Polo. Grazie per l'invito. Volevo ringraziare il dottor Ledda che mi ha reso partecipe di questa bellissima iniziativa che chiaramente conoscevo come cittadina di Uzzieri e quindi orgogliosamente partecipo a questa manifestazione che continua a conservare quella che quando noi usciamo fuori chiamiamo la nostra sardità. Siamo orgogliosi del lavoro che sta facendo questa associazione come tante altre, insomma abbiamo recentemente anche presenziato ad altre rassegne di questa tipologia. E tutto ciò noi siamo convinti anche come amministrazione comunale, perché i cittadini di Uzzieri lo sanno, sono anche il vice sindaco di Uzzieri, orgogliosamente il vice sindaco di Uzzieri. Cerchiamo in tutti i modi di conservare e di migliorare tutto ciò che riguarda proprio la nostra natura di ozzieresi, di sardi, di cittadini della Sardegna, fortunati cittadini della Sardegna. Quindi come ha detto giustamente Marco, il sindaco, non dovete ringraziare noi, ma siamo noi che ringraziamo tutte queste associazioni che si spendono continuamente per cercare di migliorare, di portare, di innovare, comunque di far conoscere a tutto il mondo quello che poi, in questo caso di tutto il mondo, quella che sono le nostre tradizioni e la nostra cultura. Sono convinta che chi ci segue non sono solo i sardi sparsi per il mondo, ma anche molte persone che sono interessate a conoscere altre culture e curiose della nostra, che sicuramente ha delle caratteristiche singolari, particolari e forse, diciamo noi sardi con molto orgoglio, anche uniche. Quindi non vi trattengo, faccio i complimenti per tutti i vincitori, anche i non vincitori di questo ambito premio. A me, come si dice in sardo, adate Rosanno Mezzusu, un saluto a tutti e grazie ancora per l'invito. Grazie. E noi seguiamo con su trofeo Premio Uzzieri, che è andata a Luigi Contu, direttore de Sansa. Sa motivazioni da Ligi di Clara Farina. Questo su Campidaneso, su fonte il Peusu. Sol liberoso vivini una vida isoro che attraessa sa nostra. Si lo lassas pro tempul meda in sos palastraggioso, s'attristana che annoisi. Deve seguire allo svivere fino a quando ha scomprido dello legere. Sol liberoso si senti in solos che annoisi. Custas sas paraulas a chi su babbo Innassiu, giornalista parlamentare per 40 anni, sonaria da su vizu Luisi, innanti de morrere. Non prima dell'hai lasciato la mappa della biblioteca, appartenida a Issu e a su babbo de Issu Raffaele e innanti ancora a su Iaiu Innassiu. In un libro bello che si intitola da I libri si sentono soli, editato da La nave di Teseo, Luisi Contu, giornalista, direttore de Sansa, non giugade a mano a conoscere una famiglia straordinaria, sa famiglia Contu, o Zastrina de Tortolie. Su Iaiu Raffaele Contu, nascido in Arbatac sin su 1895, e si stato un giornalista comunicatore scientifico che ha portato e spainato in Italia sa teoria della relatività di Einstein e sa operas de Paul Valéry e Valéry iscriada nende. È una vera meraviglia. Amigo e collaboratore de sos poetas e editore
prus famados de su noigentoso, Corrado Alvaro, Eugenio Montale, Vincenzo Cardarelli, ha fondato con Giuseppe Ungaretti in su 33 Quaderni di Novissima. Direttore de Unione Sarda, ha fondato la rivista scientifica Sapere e Panorama, curatore de Sopera Omnia de Gabriele D'Annunzio. Su premio Thieri rende merito a Luisi Contu, non intamese pro su trabaglio de in Portumannu, chi vaghede, ma cabroca gracias a questo libro nos ha giunto a conoscere e a stimare sa famiglia sua, che si è distinta fora di sisula pro arte, scienza e sabidoria, e da Isagale le analimento sarraghina suasa. Grazie Sa. In moi si gastiaus e ascoltaus su video un messaggio che sa di mandaus su vincitori. Buonasera a tutti, è per me un grande onore e un'emozione davvero forte ricevere questo riconoscimento dal più antico e prestigioso premio letterario della Sardegna. Un grazie di cuore alla giuria e al professor Manca per aver voluto darmi questo riconoscimento per un racconto che ho pubblicato da poco per la nave di Teseo, I libri si sentono soli. È la storia della biblioteca della famiglia Contu, una famiglia che è nata a Tortolì, migliaia di libri che sono stati accumulati da mio bisnonno, più volte sindaco del paese, fin dalla fine dell'Ottocento. Poi mio nonno, giornalista e letterato, fu direttore dell'Unione Sarda negli anni 20 del secolo scorso. E infine mio padre, trapiantato a Roma fin da bambino. Il libro è un viaggio tra gli scaffali che mi ha portato a rivivere e a ricostruire la storia della famiglia e la storia d'Italia. È un viaggio che non poteva che partire dalla Sardegna. Tutto parlava della nostra isola tra gli scaffali di Casa Conto, a cominciare dalla grande e bellissima Cassapanca, nella quale sono stati trasportati, dopo il corredo nuziale di mia nonna, i libri e i documenti più preziosi che ho trovato. Una cassapanca che ora è qui, a casa mia, al centro del soggiorno, insieme a una stupenda scultura di Francesco Ciusa, che frequentò e conobbe la mia famiglia. Grazie ai libri di nonno ho riletto la storia del popolo sardo, dalle origini che si perdono nella notte dei tempi al risorgimento. La mia famiglia era infatti imparentata con il ramo ogliastrino di Goffredo Mameli, fino ad arrivare alle due guerre che hanno visto tanti sardi, tra cui mio nonno Raffaele, combattere in prima fila. Ho avuto modo di rileggere così le opere di Grazia Deledda, scoprire il diario di viaggio di La Marmora, quello dei fratelli Alinari, quello di Vittorini, e ammirare tanti volumi dedicati alla musica, alle tradizioni, alle storie sarde, fino alla bellissima Divina Commedia in limba di Pietro Casu. Sono molto rammaricato perciò di non poter essere lì con voi a ricevere il premio, ma il mio lavoro, particolarmente intenso in questo anno purtroppo di guerra, me lo ha impedito. Spero di tornare presto in Sardegna e di venire a visitare Ozieri, e soprattutto spero di avere l'occasione di presentare il mio libro nella vostra terra. In questi mesi ho ricevuto tanti attestati di lettori sardi che sono venuti alle presentazioni e hanno apprezzato il mio racconto. Le loro lettere e il premio che mi avete voluto attribuire sono il più bel regalo di Natale, per citare proprio Grazia Deledda, che avrei mai potuto ricevere. La testimonianza che questo mio racconto contribuisce nel suo piccolo a far conoscere la storia della Sardegna e il valore e i valori della sua gente, alla quale mi onoro di appartenere, seppure non sia nato lì. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie a Sigheuso. Noi teneusu su trofeo Città de Ozieri che è andata a Diego Corraine. Ligi di sa motivazioni Clara Farina. Diego Corraine esti studioso e militante de sa limba sarda a Iallu dai anni 70, quando militando in su movimento su popolo sardu, contipizzaia come membro de sa redazione de sa rivista omonima, Quistiones internazionales in sardu, con una este ortografica coerente.
Fundadore e direttore di questa casa editrice Papiros, ha pubblicato più di 150 libros dedicados pro su brusu a sospizzinnoso. Imprende la lingua sarda in maniera noa e didatticamente moderna. Ha tradotto dai su francese, su spagnolo, su catalano, classico della letteratura europea. Sa rivista su Gurreu de Sunesco, Le Monde Diplomatique, Europa de San Naciones, dimostrando che su sardo si può confrontare con quale sia d'argomento, de derisi e de oe, come una lingua normale. Studioso di normativizzazione e di terminologia della lingua de minoria, ha fatto parte della commissione regionale che si sono occupate di dare un standard a su sardo, prima con sa LSU, lingua sarda unificata, e posca con sa LSC, lingua sarda comuna. È sconoscidore fungudo della politica linguistica delle minorias europeas, catalana, gallega, basca, friulana, occitana, con sa scales intrattiene il rapporto dei studi, progettos e scambio di esperienze. Corraine è un studioso di prima raglia del suo panorama sardo e pedra di fondamento in su gertu dessa limba. Su premio di Ottieri ve lo riconosco e compiaghere mannu. Sa limba sarda de o e de grasa deve e ad deve meda a sa coerenza, a sa passione e a s'impigno de gusto intellettuale. Isetta è di Beninoge. Volevo rimontare un attimo sul microfono, Sa scatola pure c'è. Sì. I te può donare, si so un tento umano di essere... Aspetta. Differenza so un tento umano di essere stato premiato adesso premio Ottieri e su testimonio prosantio e vivo della tradizione letteraria scritta della lingua sarda e a secolo di storia ragionare e punta mannas de bellezza e de merito, pensamos a Raolla, pensamos a Giovanni Matteo Garippa Orgoleso, e proprio 8 anni uomo su 21 di Natale per merito del suo premio Ottieri, e non si interessa a pezzi di poesia e di prosa, ha organizzato uno seminario dedicato a leggendario de Santer Virgines e martire di Gesù Cristo, pubblicato nel 1627 in Roma da Giovanni Matteo Garippo, un'opera capitale. Wolf la definì un'opera più importante del secolo XVII. In 20 pagine di prosa, vortarda in italiano, e Giovanni Matteo Garippa, orgoleso, torna a narrare il suo prologo ed un manifesto in favore della lingua, di una modernità assoluta, narrando i sardo e la lingua prusa cursa sul latino, narrando i sormastros deppen imparare la lingua sarda sos isolanos o issoro, e narrando vinas isi, francesos, spagnolos e italianos si vantano di avere una letteratura scritta, so sardos, gallo de prusi deve vantare, pur de ustoso, de usta limbas, di essere una lingua regolare e una lingua moderna pro tempore d'etano. Ammettiamoci che Giovanni Matteo Garippa scrive di sardo in gheriao di spagnolo, ad abbia un coraggio spantoso. Io so devoto lunaro indainante di 2 professori universitari a Giovanni Matteo Garippa per 2 motivi. È stato ispiratore mitico dessa impinno meu in favore della lingua, tanto l'importanza del suo premio, dessa tradizione scritta. Se non essere di stato a Raolla, Garippa, Madao, e te vanti dopo di avamo narre noi per meritare la modernità della lingua nostra. E io tributare a Babbu meu, Micheli,
su merito de mairatu o nos es ustu da ando o minore, da ando io vorzis edade de Izumeu homo 3 annos, da ando io in bannos m'allegava sempre di ustu testu e ai abidu in domo retorale di supride de orgosolo. Però ustu testu non la può mai attau vinasando non si andasse alla biblioteca comunale e universitaria de Asteddu e la attau ma andai io 30 anni, per me è un mito. È stata una rivoluzione. Potremmo andare a limba sarda moderna e scritta regolare per mezzo di Giovanni Matteo Garippa. Noi abbiamo fatto un studio in coda a su testo di concordanze, non vado una parola a dia. Ho fatto un stomine, chissà altre volte alla legge questo testo, una cosa spantosa. Dunque, cada limba ad un fundamento isrittusi era sa modernidade e su tempo venidore. E so sardo l'amus e aumentes l'amus. E manco male i vagalu, i scrittores, in prosa e in poesia, mantenere questa tradizione. Però sormanno so depende a barrare sempre in sa memoria nostra. Dunque, e odiare, e donare, e la mostrerà a pubblicare manco male questo testo. Esistono i pezzi 3 scopias, 2 in Castello e una in Roma, e credo una vinas in sa biblioteca del professor Alessandro Mongili, Gasi Maia Narao, è presente in sala, e forse un'altra sa collezione Arangino. Pro bonnare si sono libro, mantene sa limba, ma se perdimos a scopias esistono, e tanto perdimos davvero su tempus olau e non serve per su tempo venidore. Grazie a voi e usaesimi so il longhiao. Adios. Grazie. Castiai deu via di mendi una cosa, a sbagliai is accentus, e dopo fatto, scusami. E noi sigeusu e zeriausu in su palco una trumma de musicistas e amigos de su primozzieri che anta cantai Adiosa. Sì. Buonasera a tutti, benvenuti qua. E prima di iniziare vorremmo ringraziare l'Associazione Premiozzieri di Letteratura Sarda che ci ha ospitato. E voglio presentarvi il gruppo. Allora, Marcellino Grillo al flauto traverso. Grazie. Andrea Fancello alla chitarra. E Pier Mario Tedde al basso e io alla voce, Teresa Mecca. Ci siamo riuniti, diciamo, per suonare in queste edizioni qua. No potore posare, amore coro, pensende a tieso, donzimamentu, novistes in tristura, brenda e oro, ne in dispiaghe, reo pensamento
t'assicuro che a te solo bramo, cantamo forte, tamo, tamo e tamo. Si me sere possibile, te anche lui, si spirito invisibile, piccava, sa sforma se fura e che lui su sole sosistento se formavo un mondo bellissimo, prodene proprio del dispensare cada bene. T'assicuro che a te solo bramo, cantamo forte, tamo, tamo e tamo. T'assicuro che a te solo bramo, cantamo forte, tamo, tamo e tamo. Grazie. Grazie. Grazie Smeda, grazie. Questa canzone è una delle più belle che tenevo in Sardegna, o sa più bella pure. Si che uso con suo premio e poi andavo su alla sezione Antoni Cubeddu tra poesia e cantico e zerriauso in su valcu in moi teneuso su primo premio che andata a su Babballotti Traitori di Antoni Ignazio Garau e Ligi di San Motivazioni Cristiano Becciu. O cambio, tenuto cambio, di non manca la Ligi. Zarrepentina de Antoni Ignazio Garau nos ammustra tutto la forza della tradizione musicale e poetica campidanese. Pro canto su tema de questo testo sia serio, finza stragico, ma scamente si pensamus a cantas persone su un grande cada die che in questo male, su poeta andeva vedda chi in grazia e chi in ironia. Ignazio Garau ischi bene chi vinzas in sormamento sprullezzos, sa forza de si chira a gherrare e a vincere peri contra questo male traitore
de conservare su corazzo, de riere e de brullare. Su poeta, ischi bene, commente nor fa che rispassiare, vinza scontande de custuriolu, ma in su mentras chi non semusi spassiande, prosa manera brullana e prena de sapiesa des autore, abbarramusi spantaoso, prosa limpidesa e su corazzo des animo suo. Bellumedas in preu desa limba, esa naturalesa che a tischiu ponnere vachende e fravicande esa rimas e sorversos, ponendesi su matessi surcu desos improvvisadores di chi costumavan faveddare in versos. Ma Bergalu de Prus, Antonio Inácio Garau, che ha rispetto desa tradizione, che in questo componimento ha dato una sostanza nuova, personale, tanto che pare dell'intendere contau e peri cantau da esa voce sua. Cantavo su questa repentiera, la Samota Campinanesa, ma accompagnato da Elia Zucca e Deo Tonio Stara. Ti canto a repentia e dava sua saderetta, questo bosco via e sadretta, ma da canta e sei pronto. Adesso cancaru su contus de luna e con verso, pochi me in su universo, pochi me in su universo, pochi me in su universo, ma capi su visti in giù. Ma non è su mori che in giù a chi scoperi di su mali, ma che esatto sesto uguali, ma che esatto sesto uguali, ma che esatto sesto uguali e si poi di domani, ma pranghi arcumai cada giuda da sa scienza. Notte già sta sofferenza, notte già sta sofferenza, manca i braccia in padosu, non ti pighi su nervoso, non ti pighi su nervoso, e poco su mal di frasu, non ti pighi su nervoso. Non ti pighi sul nervoso, cabesi da traitoria. Sa persona cosa mia e che non sa de fai burdello. A sa cua bella bello, via da già espragendisia. A sa cua bella bello, via da già espragendisia. Due che sabidoria, due che sabidoria, due che di sabidoria e finza sa, due che sabidoria, due che sabidoria e finza sa. Due che sabidoria, due che sabidoria e finza. Scusate. Due che sabidoria. Due
due che sabidoria, due che sabidoria, usuma livrasu, depistesse lui capazzo e finza ingenioso. Non ti pighi su nervoso, non ti pighi su nervoso, non ti pighi su nervoso. Non ti pighi su nervoso. Non ti pighi su nervoso, cabesira traiettoria, in sa persona cosa mia e che in sa te vai burdello, in sa persona mia e che in sa te vai burdello, a sa cua bella bello, figlia già espragendisia. A sa cua bella bello via da già espragendisia, due che sabidoria, due che sabidoria e finza, due che sabidoria e finza, due che sabidoria e finza. Due che sabidoria e finza, due che sabidoria e finza. E comincia ogni amico a minaiga se o gordiazzo e se ne te fai stragazzo su coru in mano spigo castiendimi su sprigo ma punao a me e tu non ti pighi sa volotto che non podi vinci su e mandau da puno mi su vodinaiga gedu guerru su coraggio deo ma ferro gurro a suspitalia inia con sa radioterapia di già in una passata ma sa cadra è confermata con sa chemioterapia a postissa chirurgia una trampa da tessio e su cancro isparessio ed essa persona mia o forse se sta ancora in mia ma dimmi da vestiri casi mi tu fai dai sciri due torrausa fai scontus a guerra e torrase o prontus po da spedri gusta razza di para fronti unazza e si che su in su cammino su cancuro a casino scutta fusti c'ha d'andai. Gracias a su premio de Otieri, gracias a amigo Tonio Stara e viu se emozioni e ta gioco poi di giocare, e ta brulla mavasa. Ma i brulla mavasa non è la verità da sa fai di con baballotti traiettori che la questionavo me s'arrepentia. Devo grazie a Decoro, a sa giuria, credo che sa giuria sia d'accordo che questo canto e c'è tutto come Devo da dedicato ai femmine e ai uomini che in una dite
sa vita in soru, scoperti de depiri garrai, contras de gusto baballotti frassu, traitori, chiesti su cancuru, hai c'è tutta sa giuria do dedicata con Mimmi a tutti i femmina sardas e i sardusu chi scoperti de deppi garrai contras de gusto malli. Però su messaggio che ha poco fiuggiare, devo quando dopo scritta non dopo scritta con Mimma tutto. Devo dopo scritta pensando a chi ne fai di questa scoperta, che hai questo baballotti traitori di deppi parai fronti con azza, sena de si la sai pigai de su vistichingiu, sena de si la sai pigai de su disisperu e de pittenni confianzia mannasa menis progressus dessa scienza e dessa medicina. Un grazie a decoru a sa giuria, a su presidenti e a tutti. E moi, sempre in questa sezione Antoni Cuveddu, tra poesia e cantico, teneuso sul secondo premio. 37, retrogrado e tento a maglia di Antoni Longu. Canta da Claudia Aru. Ma su chi depo vai è questo esperimento che nasce in Sagonca Macca di Marco Fenuti. E si commenti che adesso più Macca e Marco Fenuti, a punarao eia. Esti una operazione de portai sa lingua sarda in sa modernità. E depo cantai questa poesia sopra de una base hip hop che ha divatto su Ville Marco, che fa di cosa mannasa, i villusu de Marco, funti fa di cosa mannasa in Italia, ma in Europa in suo mondo puro, e questa base da divata a Vincenzo Fenuti. È un esperimento e spero che si praciti. Chi non si strobiti fate uso una prova scettivo biri sa base che c'è sti anda bene. E appunto si da mandare su un'altra volta. Troppo lunga. Ok. Un secondo. Risposta a un pesante invito di un poeta manno di partecipare a sus concursos e a non timer su giudizi e saggiurias. Ma Deus sughi penso naro giusto, mancari a portas, risulte dannoso. Che fa che parte sa natura mia, che fa che parte sa natura mia, che fa che parte sa natura mia. Dana tutto timore e saggiuria, dana su voto con arte dubbiosa, essa cosa procura malumore, de saggiuria andan tutto dimore, con arte dubbiosa dan su voto, de saggiuria timore dan tutto, con dubbioso sarte su voto dana, timore e saggiuria tutto undana, ma Deus sughi penso un naro giusto, mancari a portas, risulte dannoso. Dessa natura mia fa che parte, dessa natura mia fa che parte, dessa natura mia fa che parte.
tanto sa smusa non lasso in disparte, con masso capiaget candu poto, lotto con totus giurias esclusa, tanto non lasso in disparte sa smusas, candu poto capiaget con masso, tanto in disparte sa smusas non lasso, con masso capiaget potu candu, non lasso in disparte sa musa standu, ma Deus su chi penso naru giusto, mancare a borta risulta dannoso, dessa natura mia fatte paghe. Si fatto pago su sono di spiaghet, cagato in strago un meda e gozu zero, nu dai spero che misere su sono, di spiaghet e si fatto pago sono, cago su zero e meda e strago a gatto, di spiaghet si pago sono un fatto, cagato gozu zero e meda e strago, di spiaghet e si fatto su sono pago, ma Deus su chi penso un aro giusto, che fa che parte sa natura mia, mancare a porta risulta dannoso. Duro è sta guerrare ad arma si impari, eppure in lottare gusto a bada, cadate sta contesa senso agreste, ad armi impare guerrare duro este, eppure gusto bada in sul lottare, ad armi impare duro è sta guerrare, in sul lottare gusto bada puro, agarrare ad arma si impari è duro, che fa che parte sa natura mia, mancare a porta risulta dannoso, ma Deus so ghinnaro penso giusto. Candu componere modello peleo, mi a ponere in risalto e belluttando, a componere modello peleo cantu, ma ponere in risalto è stanto bello, cantu peleo a componere modello, ma belluttando e sta in risalto a ponere, cantu peleo un modello a componere, ma tanto bello a ponere in risalto, che adesso a mente non perdo si smalto, che adesso a mente non perdo si smalto. Che adesso a mente no verdu si smalto, che adesso a mente no verdu si smalto, che fa che parte sa natura mia, mancare a porta risulta dannoso, ma giusto su chi penso narudeo, che fa che parte sa natura mia, mancare a porta risulta dannoso, ma giusto su chi penso narudeo. Narudeo, 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 Narudeo. Sa presentadora multitasking. Grazie, sa. Te praja? Sì, te praja. Devi di ballare con dei pop però. Sa prossima volta. Chi ne legge di sa motivazioni? Gian Bernardo Piroddi, dessa giuria. In questo componimento Antoni Longo, a sa maniera de sa poesia cantata, nos ha dato un esempio ladino de versos retrogados, che fa che in parte de sa sienda manna de sa poesia e de su canto in lingua sarda. Questo verso non si diano a comprendere bene che ne los intendere cantaos, ma pezzi legendelos nos abizzamus de sa valentia de su poeta, chi fravica sul verso suoso e lo sponet in rima e in schemas metricos de Chiles commente chi essere ne tessin zorbellos e unicos de sa tradizione nostra. E si che uso. Ah, ok. Un caro saluto a tutti, un grazie Manu a sa giuria e auguri per la festa che deve venire.
Sigheuso. In moi teneusu su terzo premio della sezione Antoni Copeddu tra poesia e cantico, che poeta mi coronas, de Dante e Riu. Ligi di Michele Azzori. No, Michele, depesi bene in noi, a un disesi. Mancai di stugges, avisesi. No, non c'è questa canzone, po' gusto. Se usi improvvisendi, uno cambio. Non fai nulla. Già tu ci si fai a improvvisare, a Michele, eh? Da canta da Sautori? Anda bene? Da fate uso canta da Sautori. Prima di tutto un saluto a tutti, una bella strinta in mano per portare a Selius, grazie a sa giuria e non ho rimanno che hanno pure essere noi. Che poeta mi coronas. Oi e me da subantu che mi donas, che tu mi coronas che poeta, ma sei un analfabeta de puro, sicuro se l'icona s'inderridi. Ma mi torra sidi canto a bosu, che ne dimmi da gozo a spago e seta. Subantu chi mi dona soi e meta, che tu che poeta mi coronas. Oi e meta subantu chi mi dona, che tu mi coronas che poeta. Ma Deu puru seu analfabeta s'inderrisse l'icona de sicuro. Ma seu analfabeta Deu puru, sicuro se l'icona s'inderridi. Ma mi canto a bosu d'orassidi che ne dimmi a spa a queste da gozu. Ma mi torrassidi canto a bosu, coso a sede spa, a che ne dimmi. Ma canto a bosu torrassidi a mimmi e che ne dimmi coso a sede spago. Dudino a stento cudu drago, amica bella sa, digna e l'icona. Ma Deu non da bollu sa corona, ne manco sa trona voi scannu. Che non seu su mannu e su parnaso, che manca raso du vazzu s'imbuto. Aiuto amico caro ti domando e mando vos in pa a rupre l'Apollo. Ma Deu sa corona non da bollu e poi scannu ne manco sa trona. Ma Deu non da bollu sa corona ne manco sa trona poi scannu. Che non seu de su parnaso umano s'imbuto non du fa su manco a raso. Che non sei umano e su parnaso ne manca a raso du va su s'imbuto. Amico caro, ti domando aiuto e posso imparo pre e l'Apollo mando.
Amico caro, aiuto ti domando e prella poluma, anduvo si imparo. Aiuto ti domando, amico caro, e mando posso imparo a pollu prella. Du tiro a stento, du trago da sal, de Sardegna licò, un'amica bella. Moi da Rigiuscetti però, Amico, tu vieni a Favavella e a Sentinella sesi sul giardino, chi cura a puntino e con amori, che sei cultori della poesia. Con s'armonia prenis d'ogni coro, in oro tenis una spighedrico. Da tenis a Favella, tu amico, e in sul giardino sesi a Sentinella, da tenis tu amico a Favella, e sesi a Sentinella in sul giardino, chi cura con amori a puntino, che dessa poesia sei cultori. Chi cura sa puntino con amori, che sei cultore dessa poesia, e preni d'ogni coro e armonia, che una spiga e trigo in oro tenisi, con amori d'ogni coro prenisi, che tenisi una spiga e trigo in oro, con armonia prenis d'ogni coro e in oro tenisi, de trigo una spiga. Du tiria sai stento con tu trago, dessa digna l'icona bella amica. Pogussu non ti dongo croccoriga, che mai dessa riga se vessio, cumprio, se amico Claudino, che a suo destino t'ha fatto poeta. E sa prenetta tenis de Dalia, e sa ia prenis si sono delusso. Croccoriga non ti dongo, pogussu, che mai se vessio de sarriga, pogussu non ti dongo, croccoriga, che mai de sarriga se vessio. Amico Claudino, se cumprio, che t'ha fatto poeta a suo destino, cumprio se amico Claudino, che a suo destino t'ha fatto poeta, e de Dalia tenis sa prenetta, sabbia e lusso si sono da prenisi, e de Dalia sa prenetta tenisi, de lusso si sono preni sabbia. Che sa prenetta tenis de Dalia, e preni sabbia e lusso quando sono, sa madui, che poeta mi coronas, che in meda subantu chi mi donas. Fatto, grazie, sa, perfetto. Autori, cantanti e ligitori pure, grazie, sa. Ligis a motivazioni, Cristiano Becciu. Gulza sa motivazione. Ponendesi su mantessi cammino de salire Casalda, più connota e impreada, Dante Rio cosi di sovverso suo a retrocaus, commente a un arazzo classico, non manca nulla di queste immagini del suo mondo poetico arcadico, besse l'icona, besse Apollo, besse Parnaso. E commente si costuma con sa poesia di occasione, Dante Rio ha cumplito su dovere di tornare sa grazia a un amico, e in su mentre sa chi è dendeantu, a isse resessisi a nos amultrare sa valentia sua in questo genere letterario chi tanto da ia a gozo e recreo a somma non nostros. Moi esti su momento del suo trofeo Salvatore Puggioni, che anda a Ciriaco Goddi, astrofisico. Ligiu, offerto dal laboratorio Orafo Puggioni per una personalità ozierese o del territorio che si sia distinta nel campo della scienza, cultura, dell'impegno sociale e dello sport. Ligi di sa motivazioni, Anna Cristina Serra de sa giuria. A Ciriaco Goddi, astrofisico di Orune, pro essere arribato in materia di astronomia, a sa slacana prusineddas isperadas finza sai como.
Movente da saída sua, è arrivato con si studio, si impegno e sa mirata profonda a fare parte della comunità scientifica del suo mondo. Ha trabagliato ora sul centro di astrofisica dell'Università di Harvard in Germania, per il telescopio ALMA del Cile, è coordinatore del suo progetto Black Hole CAM e segretario scientifico del Event Horizon Telescope, professore di fisica all'Università di Castello e ricercatori del SINAF e del CNF. A pustis de annos de ghir, che in su mese de maggio del 2022 ha fotografato con sa prima volta con suoi collaboratori suoso si stampunieddo il buco nero, che è stimeso dessa galassia nostra, poco itaise uso sbagliando anche una cosa, e più precisamente su che si narra da Orizzonte degli Eventi. Gasi ha dato strumenti di conoscenza a tutta questa comunità scientifica del suo mondo per comprendere dei brusi e mezzi sa nascita e sa vita del suo universo, ponendo sos fundamentos de una chirca noa pro sos annos beridores. Pro gusto, con isso e grazie a isso, su nome de sa Sardegna ad allugare pro sempre in tutti i suoi studi scientificos e avanzamentos che de gusto a nascere dai come in su campo astronomico. Su premio Ozieri le dà testimonia di aver onorato con suo tribaglio suo non solo su numeri suo e de sa vita sua, ma gusto de sa Sardegna tutto, ponendelos che isteddos lugentes in mezzo de sos isteddos de su firmamento. Buonasera a tutti amici di Primo Ozieri, voglio prima di tutto ringraziare il coro per sonori che mi ha dare e che mi ha da piacere. E bitiniamo lo hacker in limba che su sardi si sta sa prima limba che ho imparato a fare dare in domo, e isco che voi mi potete scomprendere bene. Mi dispiace pure meda di non poter stare qui in voi soie, però in questa temporada mi ha catto in Brasile, che è un progetto di un telescopio nuovo, che a questo scrivete in Open Palace, e speriamo che questo telescopio nuovo non possa battere altre scoperte e altre emozioni. Che questo è astronomia per me, una maniera eccellente per non sapere esattamente le emozioni di scoperte. Sperando che non manchino altre occasioni per non viere non arrivare in cara, vi auguro di tenere un evento bello e buono e vi mando tanto saluto dal Brasile e a noi sanos. Ciao! Grazie a Smedas per questo messaggio. I moi sigeusu e seriausu in su palco Paolo Sedda, Raquel Falchi, no, la salutiamo in YouTube. Gianni Cossu, Angelo Maria Ardu, Euleterio Longu, Franco Morittu e Giuseppe Volpe. E poi seguiamo con la sezione Poesia Sarda. Antoni Sanna. Tenemos uno primo i speciali. Tonino Ledda. Offerto adesso Rotta di Club Ozieri a Paolo Sedda, prosa poesia, giustizia, bessiet, ma in domo no cole. Ligi di Valentina Locche. Questa è una poesia civile, politica, de denunzia, ma che non opaco de marigosa ironia. Dunque, questa poesia non la posso leggere a sola, ma mi bisogna s'azzudo de visatros. È una poesia collettiva. Comentate a intendere che adottata con chi su verso che dà sottotitolo a sa poesia. Tanto bordio di mandaresi, proprio a chere, mazzudades, nande tutto paris, questa frase. Giustizia besie, ma in domo non colete. Cada volta che bosaco questo zinno.
Prontos? Chiamo una prova? Giustizia, visie, mendova non co. Non ha pinteso nulla, impegnatevvi. 1, 2, 3. Giustizia, visie, mendova non co. Più già forte, che in Australia non si intendono. 1, 2, 3. Potete già che spiuso, ma... Bordo viduccia. Prontos? Concentratevi. Poddi che ha posto in versos perfettos la condizione della giustizia umana. Cum bello suspo sa commedia mundana, bocata campo trampas e difettos. Zor diritto spezzi poso schindana, pro chi no abbarran sorpresettos. Ista samuda, gai non si podete, giustizia besia, ma in domo non cole. Studiamo su diritto romano, su fondamento della legge attuale, su corpus iuris de Giustiniano, non distinguia né chie e né cale. Ma postos a un'ala, Gaio e Olpiano, binche su soddu, sempre bene o male, nas avogado, pecunia non olet, giustizia besie, ma in domo non cole. Vattas a legge e accattadas a trampa, a cada manera basta chi resessat, onziuno la zira commente la pessa, sa legge de su vorte chi comanda. In giungle e su leone chi si campa, diemus a narrere a chi es in demessa, oppuramente a chi es in demolete. Giustizia besie, ma in domo non cole. Lassanda un'ala, sa legge su vorte, proseguire la sa legge sa resone, però chi è zuigate sempre spessone, esudinare, ispinghe buona sorte. Uve battumine, va corruzione, e binche chi è te ne santos in corte, con santos in corte fa che su chi volete, giustizia visie, ma in domo non cole. Non fa che manco andirmendare, de commente suni stotta un montone, intrizzido, schiorruvo e titione, sormere s'abbarrano a pala a disinnare, e in Parlamento, comune e reggiore, scappan so scazzeddo a peddare. Salimba mazzata sa dente chi dolete, giustizia bisiete, ma in domo non dole, non cole. Grazie. No, grazie a tu. Grazie a Smeda. Ligi di sta motivazioni di non manca. Soprattutto per un barbaricino non esiste diritto senza giustizia. Il diritto è infatti il mezzo, lo strumento, mentre la giustizia è il fine ultimo, presupponendo e mai dimenticando che il fondamento di entrambi è l'uomo stesso, la sua natura, la persona in quanto portatrice di diritti. Come si sa, c'è un diritto naturale che presuppone l'esistenza di una norma di condotta universalmente valida e c'è un diritto positivo posto dall'autorità dello Stato, figlio della storia. Queste due forme di diritto non sempre coincidono e non di rado sono confliggenti, soprattutto in Barbagia. Quale giustizia, dunque? La comunità è il vero luogo in cui essa si realizza, si invera. Senza giustizia sociale non esiste giustizia distributiva, uniquique sunt tribuere, né commutativa né legale. Questo il nuorese Paolo Sedda lo sa bene e lo esprime nel suo componimento in ottave Giustizia bisiete, ma in doma non colete, in cui ogni verso si piega sul seguente con ritmo fluente e corrivo. Seriauso su rappresentanti del su Rotary Club di Ozieri.
Altrimenti ridono quelli di Fonni. Io non sono di Nuoro, sono di Cavui. Precisazioni importanti che si inchietano devo bene. Si che uso. Sezione Poesia Sarda Antoni Sanna, premio Franco Marongiu offerto sul Lion Club Ozieri a Rachel Falchi per sa poesia Borulos de Tempus, Ligidi Valentina Locche. Sono impareo, ma questa volta non vi spiego nulla. E abbia sos oior mios a chircare lo storran, cun dorbisos, de cumbessias che ne laccanas, intre undar de mare, intre badder de asselio, cando su coro si mannuzza in un inghirio de danzas, de pedes chi bortulan renas in fustar de lacrimas, e sambene. Danzar de ventur murros suladas, can buddidu su gosu de francas isfiadadas. E intesu lazzis, unu borolo anzoneddu, che ne stracchesa, muttendes a mama de paghe, cum passitto ordiligos, in unu quinzulu de tempor milugarrigo, si de custi sciareo de dies, che intrinsa al male s'appoderio non misero, unu borolo di anzoneddu di accherere a pasigare. Prenda de beranos e ti hanno desentido a ta essere esistima. In una cumbessia che ne laccanas, una vozza de vrore, su vumo murru, desaira e strunchende. E inteso lazzis, unu borolo di anzonetto, chi sa mamma non lassa, desispera. Ligi di sa motivazioni, Anna Cristina Serra de sa giuria. D'una bella limba, ben iscritta, e con paraulas circadas e estimadas in su dretto des imaginis, chi varen torrare a tempos e sentidos de oe, intre undas de mare, intre baddes de asselio, sa poetessa isboddica sa forza de gustuganti du su. Ma sos bisos de cumbessias che ne laccanas, chi averi su componimento, e sbia prolompere, intre torradas de sono e de pensamentos fungudos, a sa bella serrada de un borolo de anzoneddu che sa mamma non lassa de si spera. Bisos e ispera, comenzu e accabu, intro de sos scale si vesan custos versos, a nos narrere de realtade e de eternidade, e a nos fagher meledare con su succi de sa poesia a su sensu de sa vida. Grazie. Piga da Soremio Marco Fenudi, dei Manusu, de Nino Arras, sul Lion Club de Ozieri. Te lo stai prendendo tu. Se tu piga da solo. Sì. Rachel adappe un impicciu, bo saluto da tutti, torra gracia a sa giuria, ma ha preguntato de biluleare deo. Rachel, se non si vedende, salutoso. E si che usò. Sezioni Angelo Dettori Prosa, premi speciali. Panathlon Club Ozieri a Gianni Cossu, prosa poesia, pane e amore. Ligidi Sergio Garau.
Su sere tutto, Giuseppe Melone ha cominciato a preparare su viaggio a Macumere. Bai ha bisogno di qualche soldo, qualche provvista, qualche indumento di lana, ma più di tutto, fi obbligo di fare su pane. Ca, pittano, naraia che gli mancaia in tottue con su sapore de zicchi e de pistocco, che gli lammentaia s'appizzinnia. In questo anno, però, sa legge fascista ha imposto s'ammasse su trigo. Sol massaggio di andare quasi tutto in cunza a sol consorzio. E finza in sindia figgai, nessuno si podia transire dai suo comandamento. E tanto, commente podia fare a su igere, commente che podia alleare a su vizzo amato con su dono gai disizzato. In 3 notte vai appessato, che ne dormire, hai appessato solo a cusso. A Manzano Chitto hai affaidato a Gian Maria, suo marito, e che lei ha posto in conca di andare a su cunzati soro per fare qualche mannuzzo de trigo, già hai compreso. De fare una zola minuta, de incunzare una misura possuigera a saccua. Ma no andasa. E menzo un morto che a tibire con custoriolo. Ando, ma lascia passare qualche dia. No è storiolo, è st'amore. Giarisco. Ligi di San Motivazione Cristiano Vecchio. Una voce pellido per la contesa della dittatura si fa che è un adioso mai nato. Tutto non è che su pane e dessa guerra in pane e amore, chi tiene sa elzu dessa parittoria e dessa erenza familiare. In noi su tempo cola sopra dessa gente e si storia pilla a tutte le persone e s'unica salvezza è il sammento e la letteratura. Una lingua che mette il lirico e narrativo e fraiga ad un mondo de sonos e nucos che si misturano alla lacrima de suoi protagonisti in su ciclo naturale che è espressato in si struttura del suo conto. Gianni Cossu, De Manuso de Giuseppe Volpe. Vengo io? No, a Puzzerio Gianni Cossu e Giuseppe Volpe. Ah, via Giuseppe Volpe. Non c'esti. Non c'esti. E tu preso presidente, Dodonata, tocca. Cali onori. Certo. Meglio di così. Esatto. Altrimenti il service. No, dai, Ci facciamo una foto insieme, bravissimo. Sì, grazie. No, io volevo anche... Scusami solo un secondo. Volevo solo dire che questo racconto che ho scritto è il primo racconto che scrivo in sardo, è la prima volta che partecipo a un concorso letterario e quindi la mia emozione è moltiplicata. Lo dedico ai miei nonni che sono protagonisti di questo racconto, che soffrirono molto per causa della guerra, perdendo il figlio più giovane in guerra e che soffrirono anche la dittatura fascista. Grazie. Grazie Presidente. Ci facciamo una foto. Sì. Ci tengo. Anch'io. E su primi ozieri porta da beni. E Sigheusu con sa sezione Antoni Coveddu, poesia e cantico, premio speciali Beata Vergine del Rimedio a Angelo Maria Ardu, prosso cantico, itte canto, e do ascoltausi moi.
quando in cuso sarenine soi pizzino giocania quando in cuso sarenile soi pizzino Fusa sapa piuneta Kenza so Dio Fusa sapa piuneta senza odio un amore abbraccia ia come abbraccia so fucile e con amore abbraccia ia come abbraccia so fucile come abbraccia so fucile Itta cosa è spantosa! Marco Manca, Ploaghe, grazie. Nino Manca, Ozieri. Una cosa ispantosa, grazie a Smeda, di Aderuso. E poi tocca da noi. Simone. Poi devo cantare cosa a Deo. Te miasa. Ah, grazie. Quando devo cantare Deo, se sempre, quando devo scegliere qua canzoni, se sempre in mezzo a due anime che den giudeo, poi Taddeo den giù a parte che è la parte ironica, no? E l'altra è la parte seria. E stanno passando ho fatto una canzone ironica. O canno, di faccio un'altra. Calesti può cantare? Sì. Ah, è vero, è vero. Ah, ci siamo dimenticati. Dopo premiamo su poeta. Appunto si canta Deo. In moi due sciesi, appunto si canta Deo. In moi premiamo su a chi ne ha vinto. E motiviamo su pure, certo.
sbagliato. Oh, si sente, sì. Il poeta canta sempre, è la sua natura, ma in tempo di guerra quale canto può donare? Comincia con questa domanda retorica l'accorata poesia di Angelo Maria Ardu, che nelle successive 6 sestine di Ottonari a rima invertita accontenta amaramente la richiesta cantando le bogher de dolore, che gli arrivano da vicino e da lontano, i boati delle armi pesanti, fioriture di teschi nei campi a primavera, bambini che abbracciano fucili e non altri bambini. Tutto questo per la brama di potere di poche teste senza sale. Ma con gli ultimi versi il poeta si rivolta contro lo sconforto che oscura il presente e accende la luce della speranza, che in de torra sariscione in camminare de paghe. Oh, mo ci seuso. Trofeo. Adi premiau, sa presidenti, de Beata Vergine del Rimedio, grazie sa. Grazie sa. Si dice il bello della diretta, vero? Dobbiamo risolvere problemi qua velocissimi. No, ce ne sono anche altre, signora. Vabbè, è successo, ci dispiace. Abbiamo risolto però. Le facciamo anche un altro applauso per dirgli che ci dispiace. Ci dispiace. Oggi proprio è così, è così, è così. Quale uso per cantare? Questo o sempre questo? Sempre questo, ok. Posso avere un po' il pianoforte qua? Anche. Silviana Rendi. Sta canzone che si canta in moi, sta canzone speciali per me, poi sta da poi scritta per babbo mio che non c'è sti brusu. E in Campidano teneus un'espressione, ponai quando una persona non c'è sti brusu, che se è morta. Però narai se mortu è leggio. È leggio. In Campidano narausu ancora sagattata. Ancora sagattata. E per me queste espressioni bella a meda e rispettosa a meda. E poi gusto ho scritto questa canzone dedicata a babbo mio che non c'è sti brusu. E non mi piaceva questa cosa che babbo mio non sagattata brusu. E insieme mi sono posta a circai bene con su coro. E a Savini scesi te succedio che da pagattau. Da pagattau e questa canzone si zerriada tagattu. E sti dedicata a babbo mio e a tutte le persone che caseusu circhendi. E s'augurio che si faccio è a circai bene. Poi da chi circai si bene, tu sagattaisi. Osatro spuro.
no esti vero che hanno ucciso Sprus, dopo comprendi bene in meta, che in saga dire chi piaceva da tui, Deo moi misezzo che non si prangi, poi te moi dopo imparau, chi se scommendo ogni loco, manca in te un no di via, e in sa di circo, ci funti cosa che non torna al prus, io a trasmeda ste atto piai, su chi mi manca da india de oi, esca non ti da spot su prus contai, ma de un ci provo a di questionai, manca i che se n'hai un vueto, tu mi rispondi in sa maniera tua, quando di circo, circo, e Deo da gatto in su sobi in su cielo, Deo da gatto quando bintra ben tu estu, Deo da gatto quando mi donan da un baso, Deo da gatto intro i sondas de sumari, che Dio lo bene c'è di tappunau, ma di donare un'altra porta, che esti vero che sei sì con me, quando mi bisi sorriendi, poi t'adusciu che subisu tu, e ste mi biri sempre all'irca, quando prancio de un notte pracio, e in sa di circo, e Deo da gatto in su sobi in su cielo, Deo da gatto quando pintra ben tu estu, Deo da gatto quando mi donan da un baso, Deo da gatto entro i sondas de sumari, lai lai ra re lei ra lei ra da di ra lei ra lai re la re ra lei ra la. E Deo da gatto in su sobi in su cielo, Deo da gatto quando bintra ben tu estu, Deo da gatto quando mi donan da un baso, Deo da gatto a intro i sondas de sumari. Simone Sassu. E Sigheusu, trofeo Cultura di Ozieri, offerto dall'associazione No. Prolocco. Oddio. Marco, dov'è? Eliotero Longo. C'è, sì. C'è sti Eliotero Longo? No? C'è qualcuno della Prolocco? No, perché bisogna fare attenzione. Andiamo avanti. Dall'IGC2 queste motivazioni. Ai, attenzioni, attenzione. Non è successo nulla. Marco.
Michela Rotondale e Giovanna Maria Assini. Non c'è Giovanna Maria Assini. La professoressa Giovanna Maria Assini, ex direttrice didattica. Sì, una personalità ozierese che si è particolarmente distinta nel campo della cultura e in altre attività. Sì. Giovanna Maria Assini, non abbattana questa paga paraulasa a contare i storia longa longa de passione e profitto culturale di Giovanna Maria Assini, direttora didattica, professora, animatora culturale, pittora e poeta puru. Ha entregato tutta la vita sua a queste attività che non mai miminare si impegno in questa faina, die con die. Anno con anno, essendo direttora didattica, ha lasciato tratta chi sono malas a si perdere e chi tutti sa gente di a poter seguire. E per questo, questo non dramanna, su delidare su premio Trofeo Cultura di Ottieri. Li torniamo a gracias per nos fatto de guia. In suo lavoro, che la città nostra, promere sua, si è fatta manna a maniera culturale. Issa non è potita bene, che sicura ha dato influenza, non saluta da tutto canto, sono torna gracias. Lo leo e tutto, e vi la pagina in domo sua. A varrai noi voi tate pesilligi, pure sa motivazioni del altro premio. Facciamo la foto per... Sigheuso, trofeo Amigos de su Premio Ozieri, offerto dai soci del comitato organizzatore del Premio Ozieri, Michela Rotondale e Ligi di San Motivazioni, ancora una volta, Marco Fenuti. Michela, su trofeo Amigos dei Supremi Ottieri, bette dai come a Pagosannos. Si data a chi è distinto a giuende s'assozio a giumpere a suo intento suoso. Michela ha dato una grande mano di aiuto da sa prima, torrendo capo a suo presidente nostro, che hanno in sa prima diretta streaming, nel Zeidi, che non bisogna da gente per giocare a sa buona resistita del suo premio. L'abbiamo fatto entrare in sa famiglia nostra con estimazione e piacere, a Galavera, che come e tutto si è presentata. Essa è femmina de azza e de grandi idee che nos hanno a tornare a racconto questa idea tua. Ti ludiamo su questo trofeo perché altro ponzana somantessi passos tuoso. Travagliando per tornare a Lenu e fare volare sul dato culturale di suo premio e di tutta la letteratura salda. Grazie. Grazie Michela. Mantinau moi moi de avarrai voita c'è stessa cosa pappai e buffai. È stato un momento importante questo pure, no? Del suo convito. Poi avarrai in pari e chi se ne è ancora. Per questo avettai vago pago. E moi seriamo in suo palco, su presidente del suo premio Ozieri, Vittorio Ledda. Torra, veni.
ti bolleuso una taborta. Approfitto di questo istante per ringraziarvi, ringraziare chi mi ha invitato qua ancora una volta e anche un po' per scusarmi per un po' i disagi di una diretta con cambi e mutazioni improvvise che bisogna gestire all'ultimo secondo. E tutti, insomma, forse voi sapete che io faccio la cantante e quindi ho fatto questa cosa perché sono felice di essere qui e quindi ho fatto del mio meglio e spero che vi sia arrivato tutto il mio cuore e il mio impegno. Grazie. Nel ringraziare tantissimo Claudia, è stata stupenda perché oggi c'è stato qualche piccolo problema, anzi diciamo che la sfortuna ci ha perseguitato, ma noi siamo comunque viventi, reduci e quindi... Non la volevo dire tutta, però io la così. dico tutta perché le cose Sasfica. vanno sempre dette. Ma molta. Però anche stavolta è andata, direi, bene, andata. grazie a tutti voi. Quindi adesso non andate via, se avete piacere rimanete con noi perché... Lei ha detto pappai, noi diciamo mannigare, e quindi samantesi cosa. Sì, sì, sì. E sempre in su quindi stogomo accabada. io ringrazio tutti naturalmente e rinnovo l'invito a chiunque volesse dare una mano al premio. Noi abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di idee, abbiamo bisogno di collaborazione. Oltre che delle istituzioni che sono presenti, abbiamo bisogno anche di volontariato, perché sappiate che tutti noi siamo chiaramente volontari. Vi ringrazio ancora e adesso sentiamo una performance finale e poi si mangia. Sì. A Trusannusu e buon Natale! Mi è sembrato di capire che chiudiamo noi, Mere manna, mere mea, ite no pasa gustano, proprio che a tilulea, questo sonno brene affanno. Mere manna, mere mea, imbriacalo questo mondo, chi in de vale de abbardente, e una chi da ballo dundu, valle tutto questa gente, imbriacalo questo mondo. Rondinetta, rondinetta, naramilo simperano, a sapere dai ne da, a inventare su manzano. Mere manna, mere mea, fa la comoda e sughelu, dai ti fa che se un'idea, si su mondo e ma che abberu. Mere manna, mere mea, noi seguimos a sonare, che in su zampe ne contento, non lo lesse si imbezzare,
Meremea sto momento. Noi seguimos a sonare. Rundinetta, rundinetta, Naramilo Simperano, Asa bene da inetta, a inventare su Manzano. Rundinetta, rundinetta, Naramilu Simperano, Asa bene da inetta, a inventare su Manzano. Rundinetta, rundinetta, Naramilo Simperano, Casa pennere da inedà, a inventare su Manzano. Grazie. Eccoci. Scusate un attimo, mi chiedono di dirvi di aspettare un attimo perché adesso libereranno il parco e ci sarà un rinfresco per i presenti. Se avete un attimo di pazienza, grazie.